nostro nuovo regolamento ci sono già molte cose che hanno anticipato questa riforma. Ad esempio la targhetta, che sembra una banalità, però l'identificazione del responsabile di quel condominio per noi è molto importante, quindi siamo a un buon punto, non siamo ancora a regime, però diciamo che ci stiamo avvicinando molto. Le cose importanti sono cose discutibili e da discutere, credo. In questo momento economico il fatto di partire immediatamente dopo poco tempo rispetto alle morosità dei condomini forse può portare a delle difficoltà maggiori per le famiglie che sono già in un qualche modo pesantemente toccate da questa crisi, e quindi bisognerà fare una valutazione anche di come sta andando questa cosa, perché poi la ricaduta di tutto questo riguarda in particolare i servizi sociali e le politiche abitative in generale del Comune di Bologna, che sono già in questo momento molto, diciamo, sotto pressione, per non usare termini più forti. Sempre di più ci voglia una professionalità e una trasparenza e anche una capacità di interagire con i nuovi strumenti. Ho visto ad esempio con piacere che c'è sia il sito del condominio che la banca online del condominio. Questo credo che sia un passaggio in avanti, ma che abbia necessità anche di una professionalità degli studi importante, quindi credo che vada nella direzione della trasparenza anche per i cittadini, per non trovarsi improvvisamente, come è successo purtroppo, a dover sborsare soldi che avevano già sborsato perché amministratori non proprio fedeli li hanno messi in grosse difficoltà. Quindi avere la possibilità di controllare online il conto corrente del proprio condominio, della propria situazione, mi sembra molto importante.